Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici e amiche, ben ritrovati a questo appuntamento live per quanto riguarda le notizie dal Friuli Venezia Giulia, dunque le ultimissime. Apriamo subito con la cronaca. Nuovo sequestro di GBL, un udinese di 52 anni arrestato da parte della mobile della questura del capoluogo friulano. La nuova operazione di polizia dimostra l'attenzione delle forze dell'ordine nel contrasto della diffusione di questo tipo di droga particolarmente pericolosa anche grazie alla facilità con cui si acquista attraverso la rete internet. Il 4 agosto scorso, a seguito di una segnalazione, il personale della mobile ha monitorato la consegna di un pacco proveniente dai Paesi Bassi e destinato al 52enne di Udine, abitante in città. Ed è per questo motivo per cui la squadra mobile della questura ha arrestato l'uomo, abitante nel capoluogo, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di GBL, sostanza stupefacente liquida, la famosa droga dello stupro. A termine dell'udienza di convalida, nella mattinata di oggi, il GIP del Tribunale di Udine ha convalidato l'arresto, disponendone al contempo la scarcerazione. Infortunio sul lavoro per un muratore che questa mattina, mentre stava lavorando in un cantiere edile di via Mercato Vecchio in pieno centro Udine, è caduto a terra dopo aver perso l'equilibrio mentre si trovava su un ponteggio. Ha riportato traumi ed è stato trasportato all'ospedale. Sul posto anche i vigili del fuoco, oltre agli ispettori del lavoro per constatarne se c'erano tutte le norme di sicurezza. Restiamo con l'immagine dell'ospedale di Udine per dire che uno straniero di 56 anni è rimasto infortunato poco prima di decollare con il suo parapendio dal Monte Lussari, cadendo in un dirupo per una decina di metri. Sul posto ha operato il soccorso alpino della stazione di Cave del Predil. Dopo essere stato stabilizzato, è stato caricato a bordo dell'elicottero del 118 con l'ausilio del Vericello e trasferito all'ospedale di Udine, dove si trova tuttora ricoverato. Per fortuna non è in pericolo di vita. Andiamo a chiudere questa edizione flash con i numeri del Covid in Friuli Venezia Giulia. Oggi in regione su 5.945 test e tamponi sono state riscontrate 104 nuove positività pari all'1,75%. Nel dettaglio, su 4.921 tamponi molecolari sono stati rilevati 89 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'1,81% e dai 1.024 test rapidi antigenici sono risultati 15 casi pari all'1,46%. Dall'analisi dei dati a disposizione emerge che il 55% dei nuovi contagi ha a che fare con persone al di sotto dei 29 anni. Nella giornata odierna si registra un decesso, 2 persone sono ricoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti sono 21. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione live flash. Ulteriori aggiornamenti sul nostro sito www.friulitv.net. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e buona serata a tutti. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere.